Oggi mangiamo spaghetti al capuliato. Il capuliato non è altro che dei pomodori secchi, piatto tipico siciliano, e per questo piatto occorre, come potete vedere, dei pomodori secchi. Questi vengono fatti con un'asciugatura al naturale, al sole, e poi spicchio d'aglio, del peperoncino rosso, e iniziamo la procedura a tagliuzzare i pomodorini secchi con del prezzemolo, in modo poi che, amalgamando, ricaviamo una crema del cosiddetto capuliato. Mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio e aggiungiamo il capuliato. Pizzico di pepe rosso, scoliamo la pasta, e andiamo ad amalgamare il tutto e andiamo a servire perché non balle e mamma non posso ballare, che mi manca la scarpina per poter comparire, ozzone colla ci rispondio, a scarpina ci rogno io, e la mamma un po' di prezzemolo e un filo d'olio al crudo. A questo punto il piatto è finito. Buon appetito!